No signori, pensavate di esservi liberati di questa trasmissione, invece è tornata qui. Alla grande direi, siamo tornati qua, la pausa si imponeva per motivi organizzativi, di impegni, problemi, bla bla bla, ma finita la pausa si ricomincia alla grande. Sto parlando ovviamente di Mementino News, il nostro spazio di approfondimento, di polemica, di tutto quanto, di libero pensiero, libera discussione, con il nostro, ovviamente, grande Enrico Balletto. Enrico, bentornato qua. Ciao a tutti, buongiorno, grazie. Che dire, ci eravamo lasciati, diciamo così, in clima preelettorale, andando a parlare, capire, cercare di prevedere quello che sarebbe potuto succedere. E poi è successo quello, no, in parte che abbiamo previsto, in parte quello che non abbiamo previsto, ma non importa, comunque sia, le dinamiche delle elezioni sono queste qui. Ci siamo ritrovati, Enrico, ci ritroviamo adesso che stiamo parlando di nuovo, in una situazione particolare. Ha vinto il centrodestra, c'è un governo un po' strano, un governo che si è messo a litigare quasi subito per cavoli suoi, un governo che sta cercando di dare dei segnali particolari, forse anche apparentemente di discontinuità rispetto al governo precedente, e effettivamente delle cose si stanno vedendo. Come dici, anche gli orologi rotti ogni tanto segnano l'ora esatta. Da questo punto di vista apparentemente potremmo dire la stessa cosa delle manovre di questo governo. Iniziamo subito con un argomento che mi è molto caro e che è caro anche a te, quindi iniziamo subito con questo argomento per cercare subito di dare fuoco alle polveri senza porre tempo in mezzo. Allora, il 1° novembre il governo ha decretato finalmente il rientro dei sanitari non vaccinati sospesi dal servizio appunto per non essersi sottoposti a questo trattamento. Quindi il governo di fatto ha fatto un atto, una volta tanto, di carattere, diciamo così, conciliatorio nei confronti di quei professionisti che hanno tutto il diritto anche prima di lavorare e che adesso lo hanno, tra virgolette, riacquisito perché non lo hanno mai perso, però adesso lo hanno fisicamente e concretamente in tutti i sensi, perché adesso ovviamente gli ospedali sono tenuti, obbligati a rimetterli in servizio. Che succede? È successo che il governo all'ultimo momento, o meglio il ministro della salute, ha decretato, comunque si è stabilito, che le direzioni sanitarie delle singole regioni avranno discrezionalità sul ritorno di servizio di questi sanitari. Ora, è ovvio che naturalmente questa cosa per decreto di fatto sospende le sospensioni, per cui tutti i sanitari hanno sancito il, tra virgolette, diritto di ritornare al lavoro. Però ovviamente c'è sempre quella coro di, come li possiamo chiamare, fanatici, convinti, in malafede, paraculi, come li vogliamo, che comunque continuano un'altra volta a soffiare sul fuoco della polemica, invitando comunque sia il governo, comunque le direzioni sanitarie a non rimettere in servizio queste persone, per sarebbe scorretto, antiscientifico, non sarebbe giusto nei confronti di chi ha avuto il coraggio di sottoporsi a questa cosa. La mia considerazione è questa: avete rotto i coglioni. Questa gente deve tornare a lavorare, per cui smettetela con questi atteggiamenti idioti e lasciate lavorare queste persone. Enrico. Allora, c'è tanto materiale da dire. Lo so. C'è tanta roba, tanto materiale, tanta carne al fuoco. Allora, intanto bisogna ricordare a un po' di gente che non è che il governo ha fatto chissà quale stravolgimento in versione AU, di fatto ha anticipato una scadenza che era prevista ed era già stata annunciata da Draghi al 31 dicembre senza ulteriori eventuali proroghe, perché era stato detto già da Draghi che sarebbe scaduto il 31 dicembre quando ha parlato della fine dell'emergenza, del ritorno alla normalità, eccetera. Quindi intanto c'è stato un anticipo, di reintegrazione dei medici sospesi, perché è stato anticipato di 2 mesi la scadenza dell'obbligo, intanto. Quindi questa come prima cosa. Quindi non è che è stato fatto chissà quale cosa. Dall'altra parte il governo ha fatto tanti begli annunci, ma poi di fatto sì, a parole
dà dei segnali, sui fatti poi le cose si stanno rivelando molto più complicate, ovvero evidentemente tra un richiamo del Quirinale, avvenuto tra l'altro subito dopo le dichiarazioni del Premier Meloni. Già, vero. In merito alla questione vaccini, alla prudenza e chi più ne ha più ne metta, diciamo ci sono state diverse marce indietro, no? Perché poi lo stesso ministro in conferenza stampa ha precisato, perché non è stata una cosa prevista dal decreto, è stata una precisazione, ha praticamente ricordato che appunto le responsabilità della sanità ricadevano sulle regioni, perché ricordo a tutti che ogni regione poi sulla questione sanità salute è abbastanza autonoma rispetto a quelle che sono le disposizioni nazionali. Ricordo anche che questo problema si pose già durante la pandemia, ovvero che più di una volta è stato precisato che le regioni avevano, o comunque le autorità locali, le amministrazioni locali, avevano un potere rispetto alla legislatura nazionale, ovvero quella di maggior restrizione e non di maggior liberalizzazione, maggior libertà, quindi avevano la possibilità di restringere e non di allargare le disposizioni in materia riguardo salute, sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi cosa accade? Accade che praticamente il ministro, dopo appunto questo ordine cronologico, dichiarazioni, pandemia, inchiesta, bla 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 bla, tutti applausi, stanno disfacendo, richiamo Quirinale, primo Consiglio dei Ministri. Cosa succede? Succede che poi in conferenza stampa il ministro precisa appunto che saranno poi le ASL regionali a stabilire, e quelle di competenza a stabilire i tempi, le modalità e gli incarichi di reintegro dei medici sospesi. Quindi né più né meno quello che di fatto prevede la legge, e che credo che il ministro stesso o comunque il Consiglio dei Ministri non potesse cambiare, d'accordo? Ovviamente tutto questo al di fuori dei tanti begli annunci e della demagogia, no? Dell'entusiasmo vario ed eventuale, poi si scontra con la realtà, ovvero sappiamo tutti come si sono comportati molti colleghi, gli ordini dei medici, gli ordini professionali e le ATS in questi quasi 3 anni, perché lo sappiamo bene tutti. Sappiamo bene quelle che sono le percentuali di persone che sono corse a vaccinarsi fino almeno alla terza dose, perché già la quarta sta scricchiolando un pochino il castello di sabbia costruito sopra, perché a fronte di un 13 milioni per i quali sarebbe richiesta e consigliata sono andati poco più di 4 milioni a vaccinarsi. E di fatto la realtà è che comunque questi medici sospesi, che ricordo a tutti, tra l'altro sia ATS che i vari politici che fanno polemica e ne hanno creato un motivo di discorso probabilmente anche per distrarre da tutta una serie di altre emergenze e situazioni, perché non si parla più di bollette, si parla in questi giorni, si è parlato in queste ultime 2 settimane in maniera scandalosa, 10 giorni appunto della questione, perché tutti hanno iniziato col mantra del voler sapere se incontrano un medico in ospedale devono essere curati, se un medico non vaccinato, come se facesse differenza. Allora io potrei augurare a tutte queste persone che hanno sollevato questa proposta, potrei augurare di avere un problemino collegato non direttamente appunto alla vaccinazione. L'unica persona che li possa aiutare a seguito di magari un malore improvviso o di un qualche problema particolare, di incrociare sulla loro strada, che sia l'unica persona che li può aiutare in quel momento in cui stanno male, un medico non vaccinato, e vedere se sarebbero disposti a fare questo tipo di
distinzione o magari supplicherebbero in ginocchio di essere aiutati. Intanto questo come primo così appunto, perché visto che dobbiamo fare per forza dei ragionamenti veramente imbarazzanti, allora facciamone uno veramente pieno e cattivo. Allora vediamo se state male, nel momento in cui state male davvero e siete in pericolo di vita, se siete in grado o se avete il coraggio di sollevare il dubbio sul medico se è vaccinato o no, nel momento in cui l'unico che vi può aiutare o salvare la vita in quel preciso momento è un medico non vaccinato, che sono tra l'altro, ricordo a tutti, medici a tutti gli effetti, perché sono di fatto sospesi che poi vengono reintegrati e quindi per legge sono medici. Quindi non è che non sono medici o sono medici in parte, eccetera, eccetera. Uno. Due, li chiamano medici Novax, ma di fatto probabilmente, presumibilmente hanno fatto tutti i vaccini che dovrebbero fare, che hanno fatto, perché sennò sappiamo tutti che non è che facilmente puoi andare avanti se non avevi fatto nemmeno un vaccino nella tua vita. Ci sono dei vaccini obbligatori, ma viene semplicisticamente riassunto a medico Novax, no? Come se uno fosse contrario a chissà cosa, quando invece sono medici che comunque, proprio perché hanno dei dubbi in merito a questo farmaco, questa assunzione di farmaco a mRNA, che ricordo a tutti è in sperimentazione da decenni, che ricordo a tutti, contrariamente a quello che dicono certi personaggi, che proprio avvalorandosi di questa cosa che ha più di 10 anni che sperimentano, sì. Ok, si sperimentava l'RNA messaggero a più di 10 anni, i risultati quali sono stati? Perché poi questo nessuno va ad approfondirlo, te lo dico io. Allora, l'mRNA messaggero non ha mai funzionato, tant'è vero che la maggior parte delle case farmaceutiche ha abbandonato le sperimentazioni. Ok? Quindi, lo sperimento a più di 10 anni, vero. Ha mai funzionato nelle sperimentazioni? No. Perfetto. Hanno deciso di adottarlo in questo caso, in piena pandemia, che è una cosa contraria a ogni possibile studio e storia epidemiologica e biologica. Non si vaccina mai durante una pandemia o epidemia. E quindi i medici che si sono posti questo dubbio e magari hanno fatto ricerche e letture scientifiche in merito, hanno sollevato dei dubbi e non si sono voluti vaccinare per questa cosa qua. Tra l'altro, sapendo bene dall'inizio, come lo sapevamo noi, che il vaccino non fermava il contagio, e contrariamente a quello che è stato detto dai soliti giornalisti, virostar, eccetera, eccetera. Allora, se sono cose di patrimonio pubblico, ovvero che noi sapevamo dall'inizio, non perché ce lo siamo sognato, ma semplicemente perché siamo andati a approfondire già dai primi studi cosa fosse accaduto. Se la Pfizer stessa ha detto che non sono stati eseguiti studi in merito al blocco della trasmissione del virus nei soggetti vaccinati, quindi sull'utilità del vaccino stesso, evidentemente non c'è una utilità. Evidentemente la pandemia che c'è stata dopo il Green Pass e quindi una prosecuzione, perché ricordo a tutti che l'estate del 2021 noi eravamo fuori dalla pandemia, la pandemia era già finita, poi la politica si è inventata il Green Pass, il certificato verde, e si è data libertà ai vaccinati di pensare che fossero indistruttibili, sicuri, eccetera, eccetera, di andare e fare qualunque cosa, che voglio dire, dopo 2 anni ci sta pure che uno abbia voglia di fare qualunque cosa e tornare a una vita normale, riprendendo, guarda caso, contagi, chi più ne ha e più ne metta, e facendo ripartire tutta una serie di situazioni. Fortunatamente ripartita, ma con varianti praticamente innocue o che non avevano conseguenze gravi sulle vie respiratorie profonde, ma solo su quelle superficiali, e quindi ovviamente la letalità, la mortalità, la pericolosità è calata ancora di più, sebbene fosse già bassa, già con la forma grave era bassa. E niente, quindi si sta discutendo come al solito del nulla, si sta facendo una polemica, a mio avviso la solita stupidaggine ideologica e politica,
a riprova che la questione pandemica è una questione ideologica e politica, non medico-scientifica, cercando di far passare questi medici sospesi come il male, quando invece di fatto chi ha fatto ripartire la pandemia dopo il 2021 sono i vaccinati, quando invece di fatto quelli che hanno le conseguenze peggiori tra vaccinazione e virus, quando lo prendono da vaccinati avendo il sistema immunitario un po' sballato dalle continue sollecitazioni, perché ricordo che il sistema immunitario non è un giocattolino che stimoli ogni 3-4 mesi facendo una bella puntura di un farmaco che comunque sappiamo avere un impatto forte col sistema immunitario. Perché? Perché sollecita la produzione di una spike e immette una proteina, che è la spike, che è una proteina tossica. Ok? Quindi c'è tutta una serie di situazioni che ovviamente per chi magari ha approfondito, ha seguito, ha fatto studi e determinate cose è fin troppo chiara, ma alla maggior parte delle persone che, ricordo, purtroppo sono corse a vaccinarsi pure, quindi hanno seguito e sentito solo le dinamiche appunto ideologiche, politiche, giornalistiche e televisive, sono quasi sacrosante. E quindi nell'ordine del divide et impera, come al solito, si creano le curve di tifosi vari ed eventuali. La cosa grave è che questo governo, a dispetto di tutti gli annunci, di tanti bei discorsi fatti nelle dichiarazioni sia in Senato che alla Camera, alla fine, se andiamo a vedere, a parte un anticipo, quindi 2 mesi di stipendio in più a chi comunque avrebbe diritto anche a quelli precedenti, perché è stato sospeso ingiustamente, non ha fatto. Aveva parlato di multe, e le multe non solo non sono state cancellate o sospese, ma anzi in conferenza stampa a domanda precisa il Premier ha risposto che non se ne stanno occupando direttamente in Consiglio dei Ministri perché hanno altre priorità, probabilmente lo stanno facendo i ministeri, ma che non lo sapeva. Ok? Ripeto, la situazione è evidentemente quella che è, nel senso che tante belle parole come al solito, tanti begli annunci come al solito, però i fatti che corrispondono sono una prosecuzione di un'agenda precedente e quindi io ho chiamato scherzosamente ieri in più di un posto il Draghi 2 che sta andando avanti senza troppi problemi e effettivamente la questione è questa. Mi permetto di fare un altro virgolettato ricordando a tutti che la maggior parte dei medici sospesi sono quelli che hanno curato a casa una marea di persone, evitando probabilmente anche conseguenze ben peggiori o anche in prima ondata. Per il Covid a una marea di gente, quindi dire che questi non sono medici, sono contrari alla scienza quando magari hanno fatto riferimento proprio alle cure da principio e non hanno inseguito i vaccini come fossero l'unico mantra esistente e appunto seguendo colleghi che da subito hanno curato, da subito hanno portato avanti determinati protocolli di cure ben noti da principio che sono stati esclusi o censurati o puniti addirittura fin da principio, di fatto hanno curato e probabilmente anche salvato tante persone che avrebbero avuto conseguenze ben peggiori, non curate o abbandonate come invece hanno fatto i medici magari vaccinati o molti medici vaccinati seguendo le direttive del Ministero. E quindi insomma probabilmente se è vero che quelli che molte persone dicono che vogliono sapere delle persone, dei medici se sono vaccinati o no per farsi o no curare, direi che è anche vero il contrario, ovvero magari probabilmente sarebbe più utile sapere e farsi curare proprio da quelli che non si sono voluti vaccinare e che per esperienza hanno curato probabilmente molte più persone da principio e magari le hanno anche salvate. Sì, insomma, ti ripeto, la carne al fuoco era tanta, ma ci tenevo a precisare un po' di cose molto 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 importanti.
Vabbè, per carità, ci sta tutto, al discorso con le precisazioni ci sta tutto quanto. Mi limito a fare qualche osservazione. È pur vero che hanno anticipato il ritorno in servizio, però che questo comportamento, questo provvedimento, per quanto zoppo, è comunque un minimo, forse, di segno, non dico di discontinuità, però, come ho detto all'inizio, però apparentemente ho detto All'italiano, un po' un po'. all'italiana, esattamente, però intanto i medici comunque hanno il diritto di tornare al lavoro, fateli lavorare, non rompete loro le scatole con queste storie, lasciateli fare, non fate come certi presidenti di regione tipo Emiliano che si è inventato il fatto che non li avrebbe fatti tornare in servizio e ha ricevuto una bella lettera dell'ADI, che è un'associazione di professionisti presso avvocati, e gli ha intimato di andarla con queste cose, pena la chiamata dell'esercito in Puglia per commissariare il consiglio, l'intervento sì, hai letto sicuramente anche tu, quindi di Emiliano, dei lidi di questa associazione fa sorridere, però vabbè. Sì, vabbè, però comunque hanno deciso che comunque sia una roba del genere, cioè, esatto, era un delirio l'uno, a delirio si risponde con delirio, insomma, visto che considero che una richiesta del genere, fai una richiesta come si deve, non parlare di esercito, di raga, cioè veramente non esageriamo, dai. Sì, vabbè, d'accordo, comunque della serie ci siamo rotti le scatole, male che vada ti facciamo commissariare, che magari è più probabile innanzitutto sia legale, ecco, visto il comportamento che sta avendo. Comunque questo è il discorso, no? Questi presidenti di regione che si credono dei satrapi, dei governatori, dei viceré che possono fare quello che vogliono. No, non funziona così. Applica la legge e zitto. L'avete fatto per 2 anni con i decreti PCM e gli stupidissimi decreti legge, con queste porcherie di restrizioni. Fatelo adesso con questo decreto che comunque sia dà le possibilità alle persone di tornare a lavorare. Quindi silenzio e applicate la legge. Cioè, sarebbe il minimo comunque sia. E poi ovviamente poi c'è anche una questione politica dietro, perché ovviamente Emiliano nel PD, questi sono il governo di centrodestra, si fanno gli scherzi a vicenda, gli sgarri a vicenda, niente di nuovo sotto il sole, quello sicuramente. Per il resto, Enrico, hai fatto un ottimo discorsetto di rinfrescamento della memoria, perché serve, mai dimenticare da questo punto di vista, e infatti sono tutti quei medici che hanno rischiato la carriera, hanno avuto conseguenze gravi dal punto di vista professionale e umano per cercare. Ippocrate Docet, la musa Ippocrate dei medici. Assolutamente, tutte quelle associazioni che sono mosse per dare un aiuto concreto ai malati e ai familiari, quindi tutti i professionisti che sono seriamente medici e persone che comunque, come dicevo prima, operatori sanitari che seguono il metodo scientifico senza se e senza ma, non sono sciamani o cose di questo tipo, niente di più falso, a dimostrazione che comunque sia, come tu giustamente, questa malattia, sempre che sia veramente quella, perché comunque ci sono sempre dei dubbi da quel punto di vista che vanno sempre tutti in considerazione, ma noi siamo sempre liberi di pensare, di capire, di ipotizzare, quindi questo non è un problema. Comunque, al di là delle ipotesi e delle ricerche, le persone che hanno avuto difficoltà sono state aiutate da questi professionisti che sono intervenuti sul territorio, mentre gli altri colleghi, anche quelli stravaccinati, se ne sono sbattuti e sono dati alla macchia. Quindi andrebbero premiati questi personaggi, questi sanitari, assolutamente sì. Per quanto riguarda poi la propaganda vergognosa di personaggi vari ed eventuali che parlano di personaggi che non seguono la scienza o cose di questo tipo, signori, la scienza non è una fede religiosa, non è il cattolicesimo, non è l'Islam. La scienza è di quelle cose che si basano su ricerche, su fatti, informazioni che possono essere smentite da altre informazioni. Quello che è vero oggi nella scienza domani sarà falso, ok? Dire io credo nella scienza è una fesseria assoluta, dire io mi fido della scienza è un'altra fesseria. Io posso fidare di Enrico, mi posso fidare del nostro di Simone, posso fidarmi insomma dei miei familiari, della mia compagna, dei miei amici, ma mi fido di 4 persone, non posso fidarmi della scienza. La scienza può dire A un giorno e B un altro. Io posso... è per definizione dubbio. Esattamente. Un conto è credere, un conto è avere fede, un conto è la questione religiosa, un conto è credere a qualcuno o a qualcosa in base a ciò che si vede, in base a ciò che si sa o che si è studiato. Sono cose differenti. La fede è un qualcosa che riguarda la sfera dell'animo spirituale ed è una questione religiosa che non ha nulla a che vedere con la scienza. Esattamente. La scienza si può utilizzare, si può applicare, ok? Si può
sfruttare, ma non si può credere nella scienza, è una cosa assolutamente sciocca. Cioè, è come se io usassi come Bibbia il libro di matematica, o come Bibbia il libro di biologia. No, non funziona così. Io studio il libro di biologia, studio il libro di matematica e applico le informazioni che ho, ok? Poi il giorno dopo c'è un altro libro di biologia che dice che quello che ho scritto ieri è tutte fesserie. Questa è la scienza, fatevi una ragione, questa non è scienza, è ideologia, è fede, e voi avete applicata in maniera sporca e assolutamente illecita, quindi questo è il discorso, perché ho avuto anche discussioni, e anche tu penso, con sanitari che dicono io credo nella scienza, mi fido della scienza, ma che stai dicendo? Tu che lavori nel settore, cioè allora se non sei molto diverso dal prete cattolico che mi dice di credere in Dio, per carità. A volte trovo più onesto il prete cattolico del medico o del sanitario che dice cose del genere, perché lui è uomo di fede, teoria, uomo di fede, quindi dice quello che sente. Cioè non puoi tu da sanità, da medico, io credo nella scienza. Allora ti sei messo il camice come se fosse una tunica, non è più una ricerca, è un atto di fede. Allora questo mi dispiace, ma non stiamo parlando la stessa lingua, mi dispiace tanto. Comunque, per tornare al discorso Toma. Altra cosa importante, interessante però tragica è il processo di insabbiamento, tentativo di insabbiamento progressivo, a volte proprio ridicolo, di quello che sta manifestando sempre più evidentemente nella realtà dei fatti, ovvero la prosecuzione, comunque l'incremento, l'evidenza sempre maggiore delle conseguenze avverse di questi preparati. Su Facebook, sui social, su vari network, su varie situazioni insomma di scambio di informazioni, si vede sempre più evidentemente quanto questi preparati stiano causando danni e problemi alle persone. E la corsa più stupida e vergognosa dei mezzi di informazione è a tentare di coprire con notizie ridicole la realtà dei fatti, ovvero che questi sieri si stanno rivelando per le loro conseguenze sempre più dannosi. È da ieri, non so se ieri qualcuno ha avuto modo di leggere quella cosa sui social network, che quasi la metà degli italiani è a rischio attacco di cuore per colpa della dieta, del colesterolo e del peso. Ora? Prego? Del cambio dell'ora? Esatto, il cambio dell'ora può provocare infarti. Poi da poco ho letto una ricerca cinese, questo è su un giornale inglese, ricerca cinese che dice che fare la popò più di una volta al giorno aumenta il rischio di ictus e di infarti. Allora, dove vogliamo andare? Purtroppo la realtà è tragica, mi spiace perché è brutta la realtà da questo punto di vista, è costellata di notizie, post, commenti sui vari social di persone che si scambiano esperienze tragiche su avvenimenti brutti accaduti a persone loro care, tutti stranamente simili per una cosa: la subitaneità, la rapidità o addirittura l'istantaneità di eventi così tragici che per un motivo o per l'altro fanno sorgere il sospetto che ci sia una correlazione più che ipotetica tra l'uso di questi sieri e questi eventi. Enrico, cosa possiamo dire? Allora, dunque, intanto ti dico esperienza personale, ovvero partendo da un concetto che avevo espresso più di una volta proprio in trasmissione. Esiste una correlazione fattuale e una correlazione temporale, secondo me, quindi anche se la correlazione fattuale non viene riconosciuta, perché poi anche le normative sono state fatte proprio ad hoc da questo punto di vista, quindi vigilanza passiva non attiva, se una conseguenza grave avviene dopo i 14 giorni non viene inserita come conseguenza avversa o causa avversa del vaccino dall'AIFA, e quindi anche qui mancano sicuramente tutta una serie di dati, puoi immaginare, uscendo fuori dai 14 giorni tutti i casi che vengono esclusi, che probabilmente sono ben più numerosi, e loro sanno anche questo sicuramente, o chi ha approntato questi farmaci sa bene anche questo, perché gli studi e sperimentazioni comunque che magari non vengono pubblicati dalle stesse case farmaceutiche, poi è ovvio che
qualche cosa in più la sappiano, e mi rifiuto di credere che non abbiano fatto un po' di sperimentazioni anche in tal senso, o che non abbiano risultati, semplicemente non li pubblicano perché è meglio non pubblicarli, questo è il dato di fatto. Dopodiché, sempre per quello che riguarda il discorso, la correlazione temporale, quello che ti posso dire io è questo, cioè che in un anno, a parte che ho perso uno dei miei migliori amici, come tu ben sai, persona sanissima, sportiva, eccetera, eccetera, ok, proprio a settembre. Ma sapevo, sentendo dai contatti, io ho una marea di contatti in tutta Italia e anche all'estero in realtà, quello che mi viene raccontato e le informazioni che mi arrivano su cause avverse, morti, eccetera, eccetera, mi sono reso conto dalle informazioni che si andavano a moltiplicare con il tempo. Come ci siamo detti più di una volta verbalmente, il peggio deve ancora venire, secondo me, visto quello che è stato detto sia dalla dottoressa Bolgan che da pace l'anima sua, Montagnier a suo tempo. Il peggio appunto deve ancora venire. Di fatto la verità è che appunto a livello personale ti posso dire che sia per contatti indiretti che per contatti diretti, e addirittura per ciò che è successo a qualcuno, appunto tipo uno dei miei migliori amici, che ovviamente nessuno ha collegato la questione e nessuno vuole farlo direttamente, non è stata fatta autopsia, non è stato fatto un cavolo di nulla, ma come per lui una marea di altri casi, stanno aumentando in maniera esponenziale. Cioè, in un anno, dal 2021, le informazioni che mi arrivano in tal senso, direttamente e indirettamente, di persone di conoscenza diretta, o di parenti di persone di conoscenza diretta, o di persone che anche non conosco, o indirette e indirettamente, stanno aumentando in maniera vertiginosa e in maniera esponenziale. Quindi, questo, correlazione temporale, significa che comunque da quando è iniziata la campagna vaccinale le cose stanno aumentando. Di oggi ho letto la notizia, me l'hanno mandata, un ragazzino di 12 anni durante una partita di rugby, valore in campo fulminato. C'è proprio la notizia scritta. Ovviamente queste cose le trovi solo ed esclusivamente sui giornali locali. Anche questo è uno step dell'informazione. Ok? Cioè, come faccio un esempio che non c'entra dal punto di vista medico, ma per far capire come viene indirizzata e viene filtrata l'informazione, vengono indottrinati i media per dare i messaggi. Quando da un po' di tempo a questa parte, buoni 2 anni, quando accade che un extracomunitario o un clandestino o un migrante combina qualche casino, non viene più nei titoli citato il discorso extracomunitario, eccetera. La maggior parte degli articoli che tu trovi sui giornali, sull'informazione, sui media, si parla di 29enne, 35enne, eccetera. Poi forse ogni tanto trovi nell'articolo, nel testo scritto, la nazionalità. Okay? Allo stesso modo, questi casi qua, se vuoi trovare casi di questo genere, di questo tipo, li trovi solo e esclusivamente nelle testate locali. Non si parla mai a livello di quotidiani nazionali, eccetera, di questo tipo di problematica o di notizie di questo tipo. Ok, quindi anche questo intanto è un filtro, ed ecco perché poi non arriva, come dicevi tu giustamente, vengono censurate determinate cose. Poi però se tu vai a vedere, come è capitato a me, no? Qualche giorno fa, in merito a proposito di conoscenze dirette, una persona che è scomparsa 3-4 giorni fa, mio coetaneo, che conoscevo direttamente, quindi sportivo, sano, pescatore subacqueo, attività sportiva e chi più ne ha più ne metta, rappresentante dello Stato, ok? Quindi in attività a lavoro e quindi sicuramente inoculato, senza ombra di dubbio.
Nell'articolo locale che riportava sui social appunto la scomparsa di questo ragazzo, se, cosa che sto facendo ormai da un po', andavi a vedere i commenti, trovavi commenti del tipo: anche mio figlio, 40 anni vaccinato, è morto improvvisamente il 6 dicembre 2021, non sappiamo proprio cosa pensare. Il 12 settembre mio fratello all'improvviso malore in casa. Anche mio marito a giugno, a Oristano, malore in casa, è morto. Mio fratello, 49 anni, ha avuto un infarto a maggio 2022, si è salvato, ora sta bene ma non aveva mai avuto nessun tipo di problema. Mio figlio, morto in casa all'improvviso a 46 anni, 4 agosto 2022, una storia simile, ha lasciato compagno una bambina di 7 anni e uno addirittura in arrivo. Mi unisco al dolore della famiglia, bla 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 bla. Questi sono solo alcuni dei commenti all'articolo. Ora, se nemmeno leggendo questi, con tanto di nome e cognome, attenzione, perché non sono nomi, troll, eccetera, tanto di nome e cognome e profilo che trovi sui social. Siccome io non credo che tutti siano scemi da scherzare o a raccontare palle di questo genere, magari qualcuno può anche essere una fesseria, ok? Non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Però andando a vedere tutti i commenti, parliamo di migliaia di commenti, tra cui andare a cercare commenti di questo tipo, e anche se sono 1000 commenti e tu ne trovi 20-30 di questo tipo, cosa che più o meno come proporzione è, se tu ti fai la proporzione, la percentuale di questi commenti rispetto alle migliaia generali, stiamo parlando di una percentuale alta, ok? Evidentemente il problema c'è. Evidentemente non se ne parla. Evidentemente chi va a leggere questi commenti e non si pone il problema è irrecuperabile, come ti ho detto più di una volta, perché io ho parlato anche di persone irrecuperabili, come quelli che continuano a usare la mascherina all'aperto, a guidare la macchina da soli. E ce ne sono parecchi ancora. Ecco, oppure come mia madre. Mia madre, parlando qualche giorno fa al telefono proprio di questa persona, che ti ripeto conoscevo direttamente, essendo mia coetanea, io ho pensato subito a te, che tragedia, un figlio di qua di là. Mamma, mi ha detto, tranquilla che io così è difficile, penserei più magari a qualcun altro che sai che magari si è inoculato più di una volta dei nostri parenti e nella nostra famiglia, ma penserei più a te, visto che hai fatto 4 dosi, cioè voglio dire. Però, ripeto, il problema poi anche temporale è che, o fattuale se vogliamo in questo caso, è che le morti di questo tipo stanno accadendo soprattutto a una fascia d'età precisa, cioè quelli che mi arrivano notizia, e sono under 50, non tanto persone anzianissime, ok? Che hanno già i loro problemi e per i quali è anche facile, se vogliamo, dire vabbè dai, c'aveva 70 anni, 75 anni, può succedere l'infarto a 75 anni, ma no, l'ictus, cosa, quello c'era anche prima, capito? Perché diciamo la chiave dialettica, la furbata dialettica ideologica è anche quella dove nascondere tutte queste cosettine, però se tu parli di under 50 ti rendi conto che, o 55, ti rendi conto che tra bambini, adolescenti, ragazzi giovani, quei trentenni, 25 anni eccetera, e comunque under 50 ne stanno capitando un botto, ok? Quindi se non ti poni il problema, purtroppo ragazzi siamo irrecuperabili. Io con mia mamma sto discutendo questa cosa. Il ragionamento di mia mamma qual è stato? Che è quello di tanti, comunque i ritmi di vita, anche un voler esagerare dal punto di vista sportivo, non stare in forma, le diete di questo periodo, in questi ultimi 10-15 anni che avete voi, che avete avuto voi, il voler fare i giovani, provare a fare, quindi lavorare tanto, poi far sport per forza, fare, disfare ritmi di vita, porta, per carità, sicuramente è vero anche questo rispetto a prima, ma io gli ho detto scusa, perché deve essere per forza il ragionamento a coprire altro? Perché voi da giovani non avevate i ritmi di vita, lavoro, studio, sport, o chi più ne ha più ne metta?
cioè non c'era gente che lavorava tanto e tantissimo, è vero, i ritmi di vita adesso sono più frenetici, ci mancherebbe altro, le diete, le schifezze che si mangiano sono terribili, quindi le cause possono essere tante, ma ripeto, improvvisamente negli ultimi 2 anni, di fatto, il fatto è che, e questo è sia fattuale che temporale, dopo la campagna vaccinale selvaggia, guarda caso, e in maniera esponenziale, e lo dico per esperienza personale, i messaggi e gli annunci tragici e di questi lutti e di queste morti improvvise dove la gente si spegne, perché anche questo ultimo sotto la doccia, ok, si è spento sotto la doccia. Il mio amico si è spento nel sonno, aveva un po' di malessere prima, ok, da quello che ho sentito. Quindi sono tante cose che comunque tengono il filo, no? Sono collegate, è inutile starci a girare troppo intorno. E quindi, ripeto, la questione grave, fattuale, temporale è questa. Poi se si vuole continuare a far finta di nulla e a negare anche queste cose qui, va bene, cioè ci mancherebbe altro, ripeto, rientra in quello che ti dicevo degli irrecuperabili, continuerete così, resteremo in attesa, perché ti ripeto, come ti ho detto più di una volta, che secondo me comunque ancora il peggio deve venire, cioè questo è un inizio di quello che poi vedremo più avanti. Secondo me siamo proprio circondati da un cimitero, alla fine un cimitero di morti viventi o di vivi che moriranno o che avranno altri problemi. Tra l'altro è uscito un articolo proprio il fine ottobre, un articolo scientifico pesantissimo, che parla appunto delle conseguenze per quello che riguarda la vaccinazione, sul discorso comunque della RNA, sul discorso, tutta una serie di situazioni che comunque sono davvero pesanti, sul discorso tumorale, i rischi tumorali, insomma, ripeto, le cose pian piano stanno venendo fuori, io non so quando verranno fuori tutte, però la questione si fa sempre più pesante. Non lo so, non so come andrà a finire, ma ripeto, siamo appena agli inizi, come ti ho detto, e questo è innegabile. Dopodiché, come ti ho sempre detto e continuo a dire anche questo, e tu lo sai, mi sei testimone da principio, la verità è che nessuna disinformazione può funzionare senza il sostegno e l'accettazione radicato nelle coscienze delle persone. Quindi le persone comunque credono a qualunque cosa, TV, giornali, eccetera, raccontate in questo modo, sono già disposte a accettare qualunque cosa. E tutte le persone che sfruttano queste situazioni qua ne sono già consapevoli, che la maggior parte delle persone sono già radicate in un processo di accettazione passivo, ok? La verità è che la fine della pandemia ormai è un fenomeno sociologico e non biologico. Quindi sarà finita quando spegneremo schermi, smetteremo di leggere schermi, intendo TV, smetteremo di leggere cazzate su giornali e ascoltare certi personaggi o certe trasmissioni tipo Che tempo che fa di Fazio e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo, tra l'altro, a differenza dalla partenza, cioè dall'inizio della pandemia, che è stata strombazzata e annunciata in TV, di sicuro la fine non verrà mai, e dico mai, annunciata in televisione, tantomeno sui giornali. No, quindi, certo che no, assolutamente no. Ma sicuro, mentre l'inizio è stato con tanto di sirene, di contraerei accompagnato, ed è stato perseguito per anni, e annunciato e continua a essere annunciato, la fine di sicuro non verrà mai annunciata in televisione, tantomeno sui giornali, questo è poco ma sicuro. No, assolutamente no, ma poi, allora, continuamente faccio le mie integrazioni a quello che hai detto, intanto per cominciare, non vi sognate di sentire alla televisione come Torrico, da oggi la pandemia è finita, mai e poi mai, perché una volta che hanno capito che questo strumento funziona, non lo abbandoneranno più.
se non sarà questo sarà qualcos'altro, perché il Covid, esatto, il Covid per tutti quelli che magari non hanno, la chiamo così, il grano salis e la prontezza di animo di capire che è tutta una colossale farsa, continueranno a pensare che il Covid, se è con noi, ci minaccia dietro l'angolo, ci può fare del male, cose di questo tipo. Anche quelli che si credono intelligenti non hanno ancora capito quanto siano stati permeati dalla propaganda, veramente, sono stati i primi a essere fregati, quelli che si considerano più intelligenti della media, sono i primi che sono stati fregati dalla propaganda che li ha ben bene infarciti di idiozie, quindi figuratevi. Sono quelli che proprio li vedremo questa cosa andare avanti. Fisicamente, capito, adesso non c'è più, c'è il problema, c'è quando viene acceso, perché se tu pensi agli ultimi 10 giorni, rave party, sì, e il reintegro dei medici sospesi che l'epidemia non esiste più, la pandemia, il Covid non esiste più. No, esatto. Io guardavo le foto di Mamoiada, autunno, no, in Barbagia, sì, eccetera, sì, eccetera. sì. Minchia, una fiumana di gente, hanno detto che ci sono stati problemi di traffico, la strada era tutta bloccata, fila, coda di macchine per entrare, devi vedere la gente che c'era. Cioè il paese invaso, la gente tutta stippata, appiccicata come se fosse una, non lo so neanche io, cioè voglio dire, e questo è capito, la risposta poi alla fine, l'esigenza comunque di tornare alla normalità, l'esigenza di avviare, l'esigenza che poi di contro, e fa ridere, magari sarei curioso di sapere quante persone di quelle che erano lì in mezzo, ed erano veramente migliaia e migliaia, a giudicare da quello che si è visto, sono quelle che poi, capito, sono attente alle distanze, mascherina, parlano o hanno parlato, hanno detto di ogni sulle manifestazioni in questi anni e chi più ne ha più ne metta. Starei proprio curioso, ma giusto per curiosità, Sì, anch'io. Poi, adesso che si sa che i vaccinati comunque contagiano, e ti ripeto, per me dal 2021 la pandemia è dei vaccinati, sia perché hanno il sistema immunitario debole, sia perché sono andati in giro a portare qualunque cosa rispetto agli altri che magari per non essere pur essendo non vaccinati stavano un pelino attenti, non fosse altro per rispetto vero delle persone che avevano comunque paura, eccetera, eccetera, ok? E questo è, cioè, voglio dire, fa sorridere perché è un mondo davvero ridicolo e ti ripeto, è, come ti ho detto, un aspetto ormai sociologico, non è più un aspetto medico-scientifico, e proprio ci fa capire che le persone, la società, la cultura, eccetera, si comportano in questo modo qua. Molto semplicemente. No, beh, sono d'accordo con te, cioè, questo è poco ma sicuro. Quindi tutta questa gente che comunque sia ormai sta cercando di vivere come se fosse, perché in effetti è giusto così, nella normalità, comunque rimane infetta dalla propaganda. Questa gente che comunque sia potrebbe tranquillamente essere un'altra volta plagiata e condizionata per altre cose. Infatti mi aspetto, come molti dicono anche nell'ambito del dissenso, del complottismo, tra virgolette, che quando salterà fuori una questione riguardante gli extraterrestri, questi crederanno davvero che ci stanno invadendo. Avrei fatto un banchetto con un esperimento sociale, sì. Nel senso che avrei fatto un banchetto con un esperimento sociale e avrei chiesto come mai non avete paura col Covid di venire qua ammassati così tanti, e avrei segnato le risposte. Sono sicuro che l'80% dei presenti mi avrebbe risposto: ma io sono vaccinato 3 dosi. Oppure sono vaccinato e poi ho preso pure il Covid, quindi sono a poco. Ovviamente sì, sarebbe stato un esperimento, nell'università dovrebbero finanziarli esperimenti così. Sì. Di dipartimenti di sociologia o di psicologia sociale per cercare di capire di più, anche se in effetti sia l'una che l'altra disciplina sono state infettate da questa propaganda allo stesso modo, non è che si sono salvate delle scelte che tecnicamente dovrebbero essere nobili, al di là di questioni ideologiche e politiche, sono state politicizzate, ideologizzate in maniera eccezionale, quindi non pensiate che siano assolutamente imparziali, perché se dovessimo parlare di psicologi, l'atteggiamento vergognoso dell'ordine degli psicologi che ha imposto il Green Pass, imposto la vaccinazione. Psicologi, ragazzi. Sì, quindi, poi gli psicologi ovviamente si sono allegramente allineati a questa cosa senza colpo ferire, quindi
quale affidabilità può avere uno psicologo, un terapeuta che segue questo diktat ideologico e politico nel curare una persona che ha un disagio psicologico, un disagio psichiatrico o un problema. Figuratevi immaginatevi, non siamo messi molto bene da questo punto di vista. Però poi volevo dare anche qualcosa, un segnale positivo, perché in effetti ho avuto modo di intervistare il dottor Massimo Citro, che ringraziamo ancora per la sua partecipazione, è stata veramente gentile, e ha dichiarato una cosa molto molto semplice: non c'è nulla di irreparabile. E se è vero che questo preparato può e potrà e provocherà dei danni a medio e lungo termine a molte persone, e questo è da dispiacere, è anche vero che, come ha dichiarato il dottor Citro, se si vuole si può intervenire almeno per limitare i danni, quindi ci sono le possibilità, ci sono dei metodi di cura che possono provare a limitare i danni di questa cosa nel tempo. Quindi se qualcuno vuole proprio cercare, non dico di riparare tutto, ma almeno di limitare i danni e evitare il peggio, può muoversi facendo cioè applicando delle cure o dei metodi, diciamo così, di ripristino, insomma, della salute dell'organismo, utilizzando dei preparati, dei prodotti che si possono anche reperire tranquillamente sul mercato senza spendere neanche tanti soldi. Quindi, volendo, le possibilità ci sono. Quindi il dottor Citro è stato molto positivo nel dire questa cosa, pur avendo detto chiaramente che comunque sia i danni ci saranno anche in maniera importante, per cui dal suo punto di vista si può anche intervenire in maniera positiva. Quindi chi volesse magari approfondire l'argomento può andare a sentire la nostra intervista al dottor Citro sul canale presente sul canale di YouTube, magari prendere informazioni o contattare il dottor Citro, insomma, avere informazioni di questo tipo, ecco. Quindi c'è anche qualcosa di positivo, c'è anche la speranza, ok? Non c'è soltanto la disperazione, ci mancherebbe altro. Comunque, volevo chiudere questa nostra puntata con un altro argomento che è diventato un'altra volta patrimonio delle prime pagine dei giornali, ovvero la questione migranti. Chissà perché adesso il caro Salvini è tornato a fare quello che gli piace tanto, ruggire sui porti. Ruggire basta, perché si parla del ruggito della pecora da questo punto di vista. Cosa è successo? Il provvedimento del governo, un provvedimento sembrerebbe, anche qui apparentemente sembrerebbe in discontinuità con i governi precedenti, sta iniziando a intervenire sulle rotte delle navi delle ONG che portano questi migranti, stabilendo che in realtà poi i migranti vanno accolti nella nazione la cui bandiera batte sulla nave della ONG in questione. Quindi sembrerebbe un provvedimento di discontinuità. Ho saputo che comunque sia diverse navi sono attraccate. Si dice per operazioni di soccorso ed essere quasi prima dell'accoglienza, però poi non si sa che fine faranno queste navi, ecco. Non si capisce bene questo provvedimento dove voglia arrivare. Enrico, hai informazioni più precise sull'argomento? Allora, intanto, secondo me, se permetti di entrare in acque italiane, il gioco è già finito. Nel senso che una volta che entra in acque italiane c'è il diritto di asilo, ci sono un sacco di appigli legali a cui queste organizzazioni possono appigliarsi, cioè possono attaccarsi, e quindi nel momento in cui entrano in acque territoriali si è già fregato. Uno. Ed è il giochino che fa Malta, non li soccorre, li fa andare verso l'Italia e ciao. Una volta che entrano in acque italiane, arrivederci e grazie. Questo è quello che fanno. Dopodiché, ovviamente il problema è che anche lì si è parlato, tanti annunci, è stato fatto un provvedimento dal ministro, nel momento in cui però le fai attraccare e su 150, 170 ne fai scendere 130, tutti fragili, secondo te, voglio dire, a quel punto sono tutti fragili, cioè, voglio dire, nel senso che teoricamente parli di fragilità, donne e bambini e basta, vedendo le immagini di 170 non mi pare che quei 130 fossero tutti donne e bambini, ad esempio, anzi che più di qualcuno fosse bello in carne e in forze. Dopodiché, ripeto, a cianciare, a parlare, come al solito siamo bravissimi,
quindi a fare anche demagogia, a fare pubblicità, a fare tante belle cose a parole, poi di fatto queste ONG sembra che abbiano sempre ragione e possano fare qualunque cosa. Quel qualunque cosa che non gli è concesso fare in altri stati, guarda caso, e che invece regolarmente fanno in Italia. E infatti il discorso è sempre lo stesso, a parte il fatto che... Notizia di un volo speciale notturno per portare più di 100 di questi in Sardegna, fatto stanotte, sì. Da portare tra Macomer e poi Monastir che è già pieno, Monastir dove io conosco più di qualche persona e dove le persone iniziano a essere provate mentalmente, prima o poi succederà qualche problema, qualche casino, perché stanno iniziando anche a entrare a rubare nelle case. Bene. Sono quelli che fanno le gite lì alle Mezzetta, no? All'ex Mezzetta, che ogni tanto vanno prendono, rubano, fanno nell'impotenza generale, no? Perché poi vanno in gruppo, quindi ci sono segnalazioni non dico quotidiane, però quasi, e in più stanno iniziando a entrare anche in casa, ovviamente, perché quando poi lasci fare queste sono le problematiche, no? Finché non ci scapperà qualche problema più serio, evidentemente, perché poi non è che tutti sono disposti sempre ad abbassare la testa, no? È ovvio che poi tira, la corda si spezza e qualche problema grosso c'è o ci sarà. Però, ecco, anche sulla questione migranti stiamo dimostrando di essere deboli, perché comunque pur facendo un provvedimento di discontinuità, di fatto io mi aspetto che magari queste navi intanto batteranno bandiera italiana prima o poi, giusto per risolvere un primo problema. Dopodiché comunque le stanno facendo attraccare, e nonostante si parli di dar sostegno umanitario eccetera alle persone fragili, ripeto, c'è già stato ieri un altro provvedimento, annuncio del Ministero, cioè il Ministero ha intimato a una di queste barche, quella da 170 che ne ha scaricato 130, di riprendere il largo e andare nel loro paese, e il comandante si è già rifiutato e ha già il sostegno di una trentina di illegali, avvocati eccetera, come al solito, voglio dire. Pagano. Se li paga l'avvocato fa quello che dici. Ma non credo che paghi l'ONG, ripeto. No. Ma sì, pagare l'ONG, anche perché l'ONG prende i soldi da chi sappiamo noi, no? C'è sempre un certo... Sì, prego. Soldi dai vari stati, se per questo. In quanto a parte quello, dovremmo anche... Da varie nazioni, oltre che privati. Quindi, sì. Dovremmo anche interrogarci sul motivo per cui la nostra Presidente del Consiglio è andata in Europa a cercare sostegno per la distribuzione dei migranti, incassando ovviamente una serie di pernacchi incredibili, come se ci potesse aspettare qualcosa di diverso. Certo, ma ripeto, questo è purtroppo quando tu firmi degli accordi, perché noi abbiamo questa situazione qua perché sono stati firmati degli accordi a suo tempo. Lo ricordano e lo ammettono determinate persone, Renzi, la Bonino stessa, che era andata a firmare lei stessa e a prendere accordi in merito a suo tempo. Dopo non puoi lamentarti, quindi o sei discontinuo veramente, nel senso che rompi gli indugi e tagli le questioni drasticamente, oppure sei destinato comunque, vedi, a fare questo tipo di figure qua, nel senso che comunque è una figuraccia, nel senso che cui fai questi provvedimenti e poi quello rifiuta di andarsene, ne scarichi 130 su 170 dicendo che sono fragili, è una presa in giro, ci stiamo prendendo in giro. Chiaro. 100, come se non bastassero quelli che a noi ci arrivano in maniera autonoma dall'Algeria, dalla Tunisia, ogni santo giorno nelle coste del Sulcis, ce ne mandi altri 100 pur sapendo che siamo comunque già incasinati, perché non abbiamo nemmeno le strutture, ok? Tra Macomer e Monastir sono già piene o mezze piene, c'è già casino. Allora se tu me ne mandi qua con un volo speciale eccetera eccetera, cioè ci state prendendo in giro per l'ennesima volta, quindi ovviamente. ti dico
Ovviamente, questo è un fatto ormai che non possiamo ignorare. Draghi 2, cioè, continuiamo a blatterare, a parlare, ma di fatto le cose non cambiano. Cioè, non allora, cambiando. una cosa che dovrebbe fare questo governo, intanto, vabbè, è sempre desiderata, magari potessi farlo, la lista di desideri. Intanto magari istituire un blocco navale fatto bene, al limite delle acque territoriali italiane, con navi d'appoggio, navi per soccorrere ovviamente, e magari richiamare la nostra portaerei Cavour, la Cavour, che invece di stare magari dove nel Baltico a fare la spauracchio Belarus, potrebbe richiamarla nel Mediterraneo, o fare, se non sbaglio lì, o è stata mandata lì se non sbaglio, Enrico, correggimi se sbaglio, è finita vicino ai confini delle repubbliche baltiche lì, o dove essere, non so se sia lì o comunque, richiamarle, prego. Però, ripeto, adesso poi è andato sulla barca quell'altro deputato lì, quel sindacalista dei lavoratori, sì, vabbè. Vabbè, comunque. Strano che non sia anche Fratoianni e compagnia. Ovviamente. Alla fine anche il blocco navale, sono 10 anni che lo diciamo, ma diciamo anche che è perfettamente inutile, cioè se poi arrivano e sono da soccorrere, anche se fai il blocco navale, cioè alla fine devi soccorrere. Devi soccorrere senza problemi, gli imbarchi su. Quello, capito? Perché li mandano su catapecchie, quello poi, il principio è quello. Sì, senza dubbio. Però intanto tu infatti li fai soccorrere, magari sarebbe anche l'ora di riprendere a fare un po' di diplomazia per conto nostro e fare un accordo con la Libia, tornare a fare accordi con la Libia. Una volta li facevamo, Minniti aveva visto giusto, c'era riuscito a fare qualcosa da questo punto di vista. Lo farei proprio sulle coste libiche il blocco. Sì, appunto. Il problema è lì, non è... Lo so. Tu lo fai sulle tue acque, sui tuoi limiti territoriali, è già tardi, cioè comunque ti ritrovi poi con tutto quello che riguarda polemiche eccetera e finisce magari come era finita a suo tempo la questione, non so se ti ricordi quel cargo albanese che era stato speronato dalla nostra nave della Marina, cioè sì. perché poi ti ritrovi allo scontro, capito? Una racchette. Questi sono anche spregiudicati da questo punto di vista, capito? Questo capitano, comandante della Humanity o quella che comunque ha rifiutato di riprendere il mare e andare nella sua nazione, è gente che sa di avere dietro tutta una serie di altre cose e si sente invincibile perché sa che poi anche dovessero arrestarli, che li prelevano e li arrestano perché si sono rifiutati di riprendere il mare nonostante ci sia stata un'intimazione al ministero, sanno che poi tanto ne escono da eroi, ne farebbero dei martiri, capito? Quindi sì, ovviamente. È gente che poi in mare te li trovi davanti e fanno di tutto per essere speronati o comunque per arrivare allo scontro, questo è il dato di fatto, capito? Tanto ne chiaramente. No, chiaramente, infatti lì il discorso sempre dipende tutto quanto da quanto è forte il governo da questo punto di vista. Una che sperona una nostra motovedetta della finanza, cioè, va presa e messa in galera, basta, cioè, chiaro. Di cosa stiamo parlando? È un atto di guerra, cioè, non è che... Lo so. Cioè, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Infatti, dico che se ci fosse un blocco navale fatto bene, assieme alla vedetta ci dovrebbe essere una corvetta, un crociatore della Marina, il quale, vista la situazione di aperta ostilità, dovrebbe tirare un paio di cannonate di avvertimento e dire ok, fate i bravi o dobbiamo abbordarvi? E se non fate i bravi li si abborda con la vecchia maniera e li si piglia l'equipaggio, lo si arresta e si dà il soccorso ai migranti. Come fanno in tante altre nazioni, Stati Uniti, Australia. Chiedi adesso per gli UK come si comportano. Sì, no, non c'è molto da girarci intorno, questa è la situazione. Per cui, ma senza diventare crudeli, basterebbe semplicemente un po' di possono gestire queste cose e la questione si ridimensionerebbe. Ma è ovvio che questi sono anche questi interessi che hanno a che fare anche con politiche, diciamo così, di destabilizzazione di un governo, di un paese, e sono eterodirette, ma il discorso lì si allarga. Per questo che dico che serve un governo forte, quindi il governo di centrodestra deve superare questo test e ho paura che non lo supererà un granché, per cui si aprono possibilità. Comunque, detto questo, Enrico, un'ora di chiacchierata, diciamo, come degno compensazione di questa pausa prolungata e naturalmente poi riprenderemo le nostre chiacchierate regolari con Enrico e naturalmente anche con gli altri amici di Ascolto Live. Questo è un bel modo di iniziare la settimana. Mementino News. Comunque Enrico, io ti ringrazio,
comunque torneremo comunque a parlare di questi argomenti man mano che le cose si sviluppano. Abbiamo quindi due rubriche differenti adesso per trattare le informazioni, una rubrica di opinioni e approfondimento con Enrico e poi una rubrica sulle notizie, quindi commenti alle notizie con il nostro Simone Spiga, appunto, che è il rompipalle. Quindi è un bello spazio, diciamo, dedicato alla libera informazione. Yes. Detto questo, ringrazio ancora Enrico Balletto, questa è Mementino News. Seguiteci sulla piattaforma di Spreaker, seguiteci sul canale di YouTube, Rumble, che abbiamo riattivato alla grande, si spera che lo seguite un po' di più, e poi seguite la pagina di Facebook per gli aggiornamenti sulle nostre trasmissioni. Questa era, lo dico un'altra volta, Mementino News, per l'ascolto live, Gabriele, Enrico Balletto, alla prossima puntata. Ciao!